Proseguiamo quindi nelle premiazioni e chiamo sul palco, in questo caso un altro premiato che non riguarda il calcio, ma riguarda il nuoto, e quindi è stato definito dalla stampa sarda il più grande nuotatore in Sardegna, ed è Corrado Sorrentino. Addirittura lui adesso è direttore tecnico del centro sportivo Atlantide, però è il miglior nuotatore sardo di tutti i tempi. Tanti i premi, ho 4 pagine di premi nazionali e internazionali e ovviamente sardi, poi chiederò a lui. Premia professor Giolas, professore rossoblù, che chiedo di raggiungermi sul palco. Corrado, prego. Allora, Corrado, noi ci conosciamo con Corrado, poi tranquillamente togliti la maschera, così almeno ti si vedono quanto ecco. sono brutto. Allora, il miglior nuotatore sardo di tutti i tempi, di tutto il palmarès che hai, tra record, medaglie d'oro, di bronzo, a livello nazionale e internazionale. C'è un momento in particolare che dici, sono arrivato sul tetto, questa è la mia massima soddisfazione. Lo dico perché lui sta continuando a fare attività master, quindi continua a nuotare, quindi non ha mai smesso. Ma in realtà l'evento più bello è stato quando non ho vinto io, ma quando una mia atleta, Francesca Annis, ha preso la medaglia ai campionati europei juniores. Ma perché questo? Perché lei ha preso la medaglia nel campionato europeo juniores 21 anni dopo, nella stessa città, nella stessa piscina, nella stessa corsia dove io la vinsi quando ero in nazionale giovanile. Quindi una cosa stranissima. Ho pianto per mezz'ora, non riuscivo a smettere, lei dal podio mi guardava, mi faceva così, ma smetti. Però se immaginate 21 anni dopo, esattamente nella stessa corsia, la tua atleta, per me è stato qualcosa. E in quella circostanza ero tecnico con la nazionale, mi diedero il pass da atleta anziché da tecnico. E quindi infatti Bolognani, il commissario tecnico, mi disse te lo faccio cambiare, no, lascialo così, evidentemente un motivo ci sarà. E forse perché dovevo prendere una medaglia da allenatore probabilmente. Quello secondo me è stato il momento migliore, perché poi insomma non voglio smettere ancora, ho diversi progetti in mente, 46 anni iniziano a farsi sentire, le spalle stanno per dire... Sono sempre larghe. Però insomma 2 mesi fa è uscita questa, lesionata quest'altra 3 mesi fa, insomma diciamo che... Esatto, però, nella parte alta. Però se tutto diciamo, venisse recuperato come spero, ad agosto prossimo, chissà che non si riesca a fare la circumnavigazione dell'isola di San Pietro, sono 32 chilometri, lo sto annunciando adesso, ne approfitto. Così, ecco. Però è il mio desiderio, mi sto dedicando alle maratone, alle imprese, che chiaramente come tu sai, ma forse gli altri non sanno, sono dedicate a mia figlia che non c'è più. Assolutamente. Esiste un'associazione che si chiama Amelia Sorrentino, organizzazione di volontariato, e quindi tutto quello che raccolgo facendo queste imprese poi va all'associazione che sviluppa progetti pediatrici in collaborazione con il Brozzu. Complimenti, è il caso di dire, lo sport è il sociale. Prof. Sì, per me intanto è un onore consegnare il premio a un personaggio che ha una grande valenza, perché nonostante il gravare del destino è stato capace non solo di continuare la sua attività, ma soprattutto di trasmettere l'importanza del sostegno, l'importanza del ricordo, l'importanza dello sport comunque sia a tutti i costi pur di raggiungere quegli obiettivi che si era preposto. Onorato, abbiamo una foto allo stadio, noi due, e abbiamo fatto la manina assieme, una bella vittoria del Cagliari, così attacchiamo col rossoblu. Complimenti. Allora, ecco il premio, arriva per le foto diritto, professor Giolas premia Corrado Sorrentino. Complimenti davvero.